Paura, un po' addosso ho paura, perché è una roba che non è tanto normale venire dentro dalla finestra e trovarsi in camera. Paura tanta è così quando i ladri hanno preso di mira nei giorni scorsi Santa Maria di Sala e Mirano. I residenti esasperati hanno sparato colpi di pistola e fucile in aria per far fuggire i malviventi, come è accaduto nel Trevigiano 10 giorni fa. A Ballò di Mirano una coppia di pensionati è stata svegliata dai rumori in camera da letto in piena notte. Il proprietario ha acceso la luce, li ha messi in fuga, poi per avvisare i vicini ha preso la pistola legalmente detenuta e ha sparato 3 colpi in aria. Lo sparare in aria no, perché la gente qua attorno si mette in allerta che qualcosa che non cosa, la gente non mi interessa. Ora la coppia vive nell'ansia e anche nella preoccupazione per il gesto istintivo che potrebbe avere risvolti giudiziari. Sono in corso infatti accertamenti da parte dei carabinieri. Il pensionato è provato per l'accaduto, non vuole farsi riprendere dalla telecamera, è pentito di un gesto che nella sua intenzione doveva solo mettere in allerta i vicini. No, non c'è roba da fare, anche perché se mi trovava di fronte la pistola non l'aveva perché gli era messa via, la tira fuori dopo per avvisare i vicini, ma se no non c'è più da rifare. Quest'ora è perfetto, chiedono ai cittadini di non seguire questi esempi perché la sicurezza è compito delle forze dell'ordine. I sindaci capiscono lo stato d'animo ma seguono la stessa linea e domandano più controlli per un territorio preso di mira da ladri senza scrupoli.